Ciao a tutti amici di Antedecos, oggi faremo un'indagine molto interessante, faremo un'indagine sul sonno di Max, Allora, che sta dormendo. non è vero. Ma se stavi dormendo fino Chiudo gli adesso? occhi per riflettere Su cosa? sulla vita. Ok. Perché il mare è blu, le montagne sono verdi, eccetera. Ok, come dicevo, questo non è un video indagine, questo è un video vlog. Stavi dormendo, non ti ho ripreso ma stavi per dormire. Rifletti meglio di po'. Vabbè, lui lo vedete solo all'inizio perché comunque ho deciso di fare un video sulle mie vacanze. Ora sono le 2:40, le mie vacanze sono cominciate a mezzanotte, meno un quarto praticamente, quando ho finito di lavorare. Ora stiamo aspettando che lui mi deve portare in stazione a prendere il treno alle 7:30 che parte destinazione Napoli. Quindi vi farò vedere il mio viaggio a Napoli, cosa mangerò, cosa berrò e cosa visiterò, ma soprattutto cosa mangerò. Ma adesso mangiamo le pastine al riso. No, non si possono mangiare le pastine al riso. Ma sono Fanno calde. schifo. E sforna adesso. Fanno schifo. Allora, lui è team pastine di riso. Ditemi nei commenti se anche a voi piacciono le pastine di riso. Mi aspetto pochi commenti. Ecco, Era pieno. ecco. Ne avevano mangiati tutti. Con zero dormita da parte mia, perché comunque non c'è tempo per dormire. Ho preparato la valigia. Mi sono lavato, mi sono preparato. Andiamo a prendere Le pastine al riso. andiamo a prendere le pastine e poi si parte per Napoli. A dopo. Bene Max, dove siamo? Stazione a Padova. A fare cosa? Io aspetto il treno, tu? Anch'io. Perché? Perché adesso me ne vado, non mi vedete più. Finalmente. Sì, me ne vado, basta. Ah, diventi un fantasma. Sì, divento un fantasma. Ti gosto. Mi gosti anche Sì, tu? sì. Ti verrò a cercare. No, a parte gli scherzi, siamo qua a Padova, siamo arrivati, stiamo aspettando il treno che mi porterà a Napoli, sempre se non deraglia, se... Esatto, poi diventerò io la persona da indagare, arriveranno quegli strumenti dove mi chiede sotto i binari. Vabbè, come vedete non è più addormentato. No, non ho mangiato la pastina al riso. Non hai? Ho mangiato la pastina al riso. È vero. Ma quindi ti piacciono anche quelle a crema cotta? Sì. Ah, ok. Al secondo posto. Ah, qua la mia. Parto. Parti. Ragazzi, sono arrivato a Napoli, questa meritatissima sigaretta dopo 5 ore di viaggio. Ora, vabbè, stavo prendendo la metro per arrivare in pieno centro dove ho l'appartamento di Airbnb in via Toledo, vicino a via Toledo. Allora, ciao a tutti, ho fatto un paio di orette di sonno, oh madonna santa. Faccio sempre un sacco di casino di macchine, cioè dico, vabbè, adesso vado a fare aperitivo, in stile Veneto. Sì, dicevo, ho dormito 2 ore, mi sono appena svegliato, quel giusto per dire, ho dormito un po', e non mi sono perso tutta la giornata almeno.
preso pasta patate e provola e pancetta ed è molto buona. Ho preso i polpette al sugo ragù, però stavolta prendo il fritto di Napoli e poi i friarielli di sicuro, e ovviamente il vino rosso. Anzi, vi dico, prima ho fatto aperitivo, ho bevuto un po', quindi ci sta un po' di acqua. Tanto mi è arrivato l'appetito di vino. Buonissimo. Allora, mi è arrivata pasta patate e provole. Guardate. Potete capire, è buonissimo. Ecco, finito il primo e questa è la sensazione del vino, già quasi metà. Appena esci e paghi il conto, scusate, appena esci ti pagano il conto, ti danno questo bigliettino dove puoi ordinare limoncello, caffè, insomma qualcosa di offerto. Ecco, io chiederò sicuramente il caffè perché ho voglia di caffè. Sì. Allora, recensione di Nanella, mi è piaciuto e purtroppo c'è il fatto della fila che devi aspettare sempre. Adesso rispetto all'altra volta non ho fatto la fila, ho dato un nome e loro mi hanno chiamato. Adesso si vede un po' l'immagine oscura, ma vabbè, mi hanno dato un nome, cioè io gli ho dato il mio nome e mi hanno chiamato, quindi già un passo ottimo avanti, però comunque c'è sempre fila, e quindi è questo, ma è più una cosa di Napoli in generale.
io ho visto in tutti i posti c'è la fila, devi fare la fila, non c'è prenotazione. E vabbè, comunque il posto è buono, ho mangiato bene. Mi dispiace che non ho fatto vedere il momento che ho preso il secondo a mangiare, che era una frittura praticamente, e come contorno friarielli, però era molto buona, molto buona. Quindi nella promossa per la seconda volta, perché ci ero già stato l'anno scorso. Questa volta ci sono stato per fare il video e promossa. Adesso praticamente la notte è lunga e voglio sicuramente andare a festeggiare un attimo aspetta che mi sposto. Sicuramente voglio andare un attimo a Piazza Bellini, però ho il telefono che chiede pietà, perché prima sono stato a rispondervi alla diretta, alla premiere del nuovo video, poi ho fatto tante altre robe, quindi più o meno la batteria l'ho consumata, ecco. Quindi ciao, e quindi devo andare a casa un po', caricare il telefono e poi vado a fare un po' di festa. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere Piazza Bellini. Allora, scusa, sto facendo filmato. Allora, voglio che ci siano questi e anche la stracciatella. Le olive con le mani. Sì, e poi fai tu. Senza. פותח אותו לפעמיים. Pancette proprio pubblicità. Grazie. Come l'hai fatto? Allora, stracciatella, mortadella, provola di frequenza. Allora facciamo una cosa, Da Padova. Padova. Grazie. la fila. Ciao Donato, scusa, sto facendo il video. Buongiorno, 10 euro. Che altro, giovane? Ma magari faccio anche una foto. Come no? Selfiamoci, si dice in questi casi. Ma io posso farti una domanda? Una no? curiosità che... Come lo mangi il panino? Con Mollica così? No, so che lo sei smollicato. Ma Mollica dove va dopo? La Mollica facciamo, eccola qua, guarda. La birra artigianale, le poppette a ragù, le poppette fritte, la pasta di Gragnano. Facciamo un po' di tutto, amore mio. Ah, ok, quindi bella cosa. O mi mangi pure qualcosa, guarda, mi manda in forno. Vabbè, allora ti pago questo, Sì. mi prendo anche una bibita. Prova la birra. Provo la birra, dai. Ma sì, Ok. sono 16 euro. Posso pagarti con la carta? Come vuoi tu, non c'è problema. Vuoi mangiare giù in sala, te lo porti. Quasi quasi lo mangio giù in sala. Ottimo. Allora,
1, 2, 3, tutto a posto, ale. Giù c'è la cameriera Stefania, mo già vi apro la bibita così già ce l'avete. Ok, Vi auguro una bella giornata. grazie, sei stato molto gentile, grazie mille. Buona giornata, signore. So che dovevi venire vicino a casa mia, fuori di Assego. Sì, Sì, dopo, vabbè, sì, lo so. Vabbè, grazie. Ci vedremo presto, Novani. Va bene. Sì, uno. Allora, siamo stati da con Molico senza e praticamente panino molto buono, pagato 10 euro, non so se sia conveniente o no, però comunque era grande, c'era tanta roba e ci sta. Poi ho bevuto la birra artigianale, una pils normalissima, comunque molto buona, fatta come avete sentito con la mollica che buttano via. Comunque allora già lo sospettavo, ma comunque la mollica va riutilizzata comunque lo stesso e se ne fa un utilizzo, insomma non va sprecato niente. Ecco, questo è il succo del discorso, che è una cosa molto bella. Comunque mi sono trovato bene, lui è simpaticissimo e niente, adesso andrò un attimo a casa a riposarmi e ci vediamo dopo. Allora, c'è un'altra tradizione qui a Napoli che è quella dell'acqua frescaio. Praticamente cos'è? È una sorta di roba da bere che si beve quando sei pieno, insomma, di cibo e ti fa digerire. Adesso andiamo a provarla. Vai. Stavolta mi sono bagnato tutto. Vai, hai fatto bene. Ma praticamente cosa c'è dentro? Limone senza e bicarbonato. Bene. Grazie mille. Grazie a te. Ma io perché ci vuoi entrare al lato dell'aeroporto? Sì, sì. Allora, che pizza fritta ho preso? Ho preso provola, pepe, sugo, ricotta e polpettine. Adesso devo trovare il modo, insomma, di mangiarla, anche perché sarà bollente. Cavoli. Allora, intanto è bollente. Devo ancora arrivare il cuore, ma già mi sono scottato un po' la lingua. Oh, un pasto delizioso. Guardate, si comincia a vedere l'impasto, la ricotta, si vede il sugo, le polpette di carne. Vabbè, basta filmare, è buona. Telefono. Ah, scusa, mi ero... Questa questa è una GoPro? Sì. Bella. Allora. Orrore. Via. Polizia. Sei sicuro? Arrivo subito. Ok. No paga privacy, antispia. Così nessuno più vede le mie robe. Ci vuole. Mi raccomando, ma che vi ha fatto però fammi tanta pubblicità, no? Ma certo, pubblico sul mio canale YouTube. Ah, c'è il canale YouTube, bello. Pesante, però. Sì. Un po'. Devo avere molta inventiva. Sì. Bello però. Anche io ce l'ho, però basta. Più che altro TikTok. Sì. Ah sì. Ho aperto anch'io TikTok, la verità, starsi dietro uno all'altro col lavoro che comunque io già ho di mio.
idem. Ti capisco. Che ne pensi? Bellissimo. Com'è? Adoro, perfetto. È stato un piacere averti qui. Mi raccomando, facciamo organizzare il tuo Padova, eh? Certo, grazie Ciao. mille. Ciao. Ok, grazie. Ciao. Si può avere mozzarella. Eccola qui, vieni che ti spiego. Dimmi. Allora, questa mozzarella come vedi c'ha il baffo, eccolo qui. Ok. Perché? Perché è una mozzarella artigianale mozzata a mano, perciò si Con le chiama mani, mozzarella, così. bravissimo, perché i due casari uno di fronte all'altro vanno a mozzare l'impasto e vanno a creare la mozzarella perché è mozzata, ok? Quando vedi questo baffo, io lo Sì. chiamo così, significa che è una mozzarella artigianale mozzata a mano. Invece quando la vedi liscia, significa che è a Con le macchinetta. macchine, Ok, chiaro? Tutto chiaro? Sì. Perfetto. Ora io te la vado a tagliare. Eccola qui. Te la vado ad imbicchierare. Mamma mia. Dico così. Ti metto un bastoncino, anzi due, può darsi che si accoppia, e te la do. Eccola Ok. qui. Ok, così è una formula mangia e bevi. Mangi mozzarella e bevi il latte. Solo robe russe. Quant'è? 6 euro, va. Grazie. Grazie a te. Buonissima giornata. Allora, abbiamo preso questa mozzarella da Zinzi. Zinzi. E andiamo a provarla però. Come si fa? Come direbbero qua? Non potete capire. È buonissima. È buonissima. Se capitate qua a Napoli, Zinzi, via dei Tribunali. Allora, questo ragazzi è il Pulcinella che devo attaccargli il naso per avere buona fortuna.
Bene. Speriamo. A Tosatti sono qua alla pescheria azzurra a mangiare un po' di pesce. Ho preso spaghetti alle vongole. Questo posto tipo è super raccomandato, quindi vediamo se sarà buono. Tanta bella acqua frizzante. Assaggiamo. No, basta il dente, aspetta. Giusto c'è. Assaggiamo una vongola. È bollente. Tanto ragazzi, sta continuando ad arrivarmi l'allarme. Cioè io lo spengo e dopo, vabbè, sarà la 15ª volta che mi arriva sto messaggio. Pescheria azzurra promossa, senza dubbio. La pasta è molto buona, forse un po' troppo salata, questo sì, se devo proprio trovare un difetto, però buona. Guardate, ancora. Assurdo, ancora.
Grazie mille. Mix. Just mix. Grazie. Allora, vi parlo sullo sfondo del, credo, la città più grande d'Italia, d'Europa, non mi ricordo. Ragazzi, io vi ricordo che sono una acchiappafantasmi, non sono un vlogger, quindi cerco di fare del mio meglio. Comunque, il caffè Gambrinus è un caffè alla nocciola, molto buono. Allora, a me di solito piace il caffè amaro, non mi piace zuccherato, questo ovviamente era zuccherato, però molto buono. Adesso è ora di andare a provare una sfogliatella e anche un babà. Adesso vi faccio vedere dove. Non perché per tenervi in alto, ma perché non mi ricordo io il luogo. Va bene, tosati, andiamo. Questo posto si trova in via Toledo. Ah, ecco, adesso mi è venuto in mente, Casa Infante. Adesso andremo alla Casa Infante a provare la sfogliatella e anche il babà. Lo posso? Grazie. Grazie a te. Vado dare un babà alla fragola, questo bicchierone qua, e la sfogliatella riccia che io preferisco rispetto alla frolla. Buonissimo. Tra l'altro c'è anche la crema dentro. Finito, è stata un po' dura perché il bicchiere è abbastanza grande e adesso andiamo con la sfogliatella. Tanto prima il tipo mi fa: ma la sfogliatella la faccio portare via? E ho detto di no, le mangiamo tutte e due qua. Effettivamente non è proprio semplicissimo. Effettivamente mangiarle entrambe è un mattone sullo stomaco. Non fatelo. Venite qua, ne condividete tutte e due. Questa è la mia ultima serata a Napoli e come non passarla bevendo nel locale, insomma, mio preferito, in cui sono stato a bere in questi giorni e anche quando c'ero stato qua l'anno scorso. Non ho bevuto cose particolarissime tipo birra. Penso di essere passato per l'alcolizzato di turno che beve, ma
forse se ne sono reso conto che sono veneto e quindi ci hanno messo una pietra sopra. E il locale è questo, faccio vedere. Si chiama Pizza Dog, non so com'è, 19. E penso prenda nome da un calciatore che si chiama così, 19, penso sia il numero della sua maglietta, perché comunque sono le foto ovunque di questo calciatore col numero 19. Non mi sono informato, diciamo che ho bevuto e basta, perché di calcio non me ne intendo, e niente. Sto provando il limoncello spritz. Sa da limoncello, però è buono il limoncello, cioè, per dire, qua il limoncello è molto buono e quindi è buono anche lo spritz di limoncello. Volevo fare il video qua, perché ho fatto il video che ero qua, quindi... Michele è un grande, è il numero 1. Seguite tutti la sua pagina YouTube che fa video sul paranormale, sì. È più forte di tutti. Tasso alcolico 10x. Grazie mille, grazie a tutti. Caso provo. Massimo di Reggio Emilia per giornata. Domani. Grazie mille. Un po'. Io credo che questo da mangiare con la videocamera accesa, anche no. Salve a tutti tosatti, faccio questa conclusione del video qui da casa mia per farvi vedere che innanzitutto sono tornato, quindi vedi Napoli e poi muori non è proprio così vero, e anche perché se vai a Napoli ti rendi conto che gran parte delle dicerie di cui si parla non sono vere. Io ho trovato solo tanto cuore, tanto cuore, la gente è meravigliosa, se può darti una mano te la dà, quindi io mi sono trovato solo bene, ho mangiato bene e penso si sia visto, però è anche vero il detto, a Napoli piangi 2 volte, piangi quando arrivi, ma soprattutto quando te ne vai, perché è proprio quando parti che non vorresti più andare via. E infatti io ci sono stato l'anno scorso, ci sono stato anche quest'anno. Che dire? Un ringraziamento speciale va al gruppo della Napoli Sotterranea. Se vi capita andate, so che ci sono varie entrate della Napoli Sotterranea,
ma andate in quello di Vicolo Sant'Anna, Vico Sant'Anna, una roba del genere, comunque quartieri spagnoli. Sono stato trattato benissimo, poi vedrete anche il video della Napoli sotterranea, come quello vedrete anche il video su Pompei, che usciranno dopo di questo. Un ringraziamento speciale anche al ragazzo che vi ha invitato a iscrivervi al canale, il titolare del Pisadog 19, se vi capita andatelo anche a fare aperitivo, e come l'ha detto lui ve lo dico anch'io, se vi va, se volete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e noi ci vediamo alla prossima indagine e ai prossimi video di Napoli. Ciao!